Siamo la Paranza Mediterranea, che è un progetto che abbraccia un po' tutto il sud Italia. È una formazione molto varia e molto ampia e ogni componente viene da esperienze musicali differenti, ma la radice è sempre comune, è sempre quella della tradizione popolare. Io vengo dall'Agro Cirino Sarnese e mi occupo di tammurriate, prettamente di tammurriate dell'agro. Faccio questo da piccolino e sperando di portarla in giro per il mondo. Io sono Anna Invidia e sono del Salento e io mi occupo sono una musicista di pizzica. Sono Gianluca Campanino, sono di Napoli, mi occupo di ricerca su strumenti a plettro sia antichi che moderni e dell'area del Mediterraneo. Io sono Pietro Pisano, sono di Vitri sul Mare, paese della costiera amalfitana in provincia di Salerno, e in questa formazione sono il basso, zampugna, a chiave e flauti. Io sono Raffaella Coppola e mi occupo specificamente principalmente di danze e ballo da piccolina, da bambina proprio. Le danze popolari sono entrate nella mia vita un po' più in là e anche sono i tamburi a cornice, che sono i tamburi della tradizione delle danze, sui quali si basa proprio la nostra danza. Mi sembra che c'è una moda Sì. delle musiche italiane del sud e forse qua in Francia. Qual è il vostro sentimento di vedere questo, che ci sono gruppi di pizzica che non sono del Salento, per esempio? Per un po' per la tammurriata e per la pizzica e il nostro sentimento, penso di rappresentare un po' il pensiero di tutti, è sicuramente positivo, perché comunque significa che trasmettiamo tanto e che sono danze, dei ritmi che coinvolgono anche altre persone, altre culture, quindi questo è per noi una forte apertura, non è la moda. Sì, Sì, oggi è un fatto di moda, ma per noi no. per noi no, perché lo facciamo, viviamo là, lo facciamo per amore, lo facciamo perché ci piace, perché i nostri genitori facevano questo, i nostri nonni facevano questo e noi lo facciamo con passione e si vede quando suoniamo. Quando ci sono gente che non sono legati a questa terra, che fanno questa musica, non vi sembra strano? Diciamo che
Da una parte ci fa pure piacere, così magari anche in Francia arriva la cultura nostra, anche se arriva un po' inquinata non fa niente. Poi quando sarà il momento si chiamano persone del posto per fare la vera tradizione, insomma. In questo caso noi dobbiamo ringraziare la bella Maria, se siamo qua, anche se siamo stati qua, lei è una che viene giù da noi a vedere la tradizione vera, quindi lei sarà una fonte sicura qua a Toulouse. Diciamo che c'è uno scambio di culture, perché da noi sta rivivendo la musica francese dei vostri balli, diciamo. Quindi organizzano mazurche clandestine la notte in tutta Italia, sì. Napoli, Milano, e quindi voi venite da noi e noi veniamo da voi, quindi è un buono scambio, no?